Bentornati in nostra compagnia. Come sapete bene se ci seguite la sera, abbiamo cambiato tematica e anche ospite. Do il benvenuto per la prima volta in televisione e sono io che ho questo onore a Massimo Rigo, Presidente Comitato Buonasera. Alluvionati, una mano per battaglia. Grazie di essere qui, grazie di essere corso in aiuto ai reporter per te, per non dimenticare. Questo è un po' il senso di questo approfondimento che noi continuiamo a portare avanti da lungo tempo. Quindi torna il sereno e tutti dimenticano, tranne noi del gruppo editoriale TV7. Allora, di che cosa parliamo? L'avete sicuramente capito, dei problemi idrologici di questa città, dei problemi che insomma continuano ad abbattersi sulla gente, sulla popolazione e anche, io lo ricordo sempre, lo sottolineo, anche sull'agricoltura, perché si parla di case, di materiali, ma c'è anche il problema di quello che poi arriverà, se arriverà qualcosa, anche sul nostro piatto, perché tutto quello che è ormai finito nei terreni di certo non è cosa buona e le piante assorbono, esatto. Allora, parliamo un pochino di battaglia e di com'è la situazione e di quello che avete vissuto. Io ho anche, come sempre, questo è un po' il mio stile, il colpo d'occhio, mentre parliamo, ricordiamo ciò che è il passato. Stiamo Passato non troppo lontano comunque. Via Ortazzo. Prego. In pieno centro nel comune di Battaglia Io Terme. rappresento qui l'associazione, appunto, Una Mano per Battaglia, che è una onlus che abbiamo creato subito dopo l'evento alluvionale che ci ha visti interessati a febbraio di quest'anno. Un evento eccezionale in quanto abbiamo avuto praticamente 1,5 metri di acqua nelle nostre case e quest'acqua è persistita per ben 3 giorni. Abbiamo avuto ingenti danni, le case hanno subito danni alle strutture, abbiamo subito perdite nei mobili, nei tutti gli elettrodomestici, alcune anche addirittura alcune automobili. Questo è successo perché il canale che è vicino alla zona in cui noi abitiamo, si chiama Vigenzone, questo canale, e ha praticamente invaso la strada di questa zona, che è una zona storica, quindi ci tengo a sottolinearlo in quanto non è una zona che è stata edificata ultimamente, è una zona che ha una storia praticamente di 800 anni. Quello che vedete è proprio la strada, io so che molti tra voi purtroppo sanno bene di cosa stiamo parlando, altri più fortunati magari non si rendono conto, ma questa è la strada che proprio, vedete, le persone, così la collega, stanno navigando. Questa sì che si vede è via Ortazzo ed è la via tra l'altro dove abito anch'io. Si vede appunto l'acqua che è allo stesso livello del canale, un livello che ha superato di 10 cm la piena del 66, quindi un evento, per quello che dicevo, eccezionale. Si tenga conto poi che in questa zona c'è anche un museo storico della navigazione, che quindi ha dei reperti delicati e unici, e anche questo è andato sotto acqua. Noi cosa lamentiamo? Innanzitutto vogliamo mantenere alta l'attenzione, ci siamo messi insieme proprio per questo motivo, perché vogliamo che non si dimentichi e che soprattutto arrivino degli aiuti che ancora non si vedono, in quanto è stato dichiarato lo stato di calamità. In questi giorni sappiamo 550 milioni di danni e purtroppo sappiamo anche che non ci sono soldi, purtroppo noi l'abbiamo rimarcato. C'è un governatore, ce lo siamo detti questa mattina al telefono, che strilla, inveisce, cerca di fare insomma pressione sul governo centrale, ma purtroppo nulla ottiene, soprattutto ultimamente. Non punto il dito contro il governatore perché non penso che io al suo posto potrei fare di meglio, però insomma... Ad oggi infatti non si è visto nulla, quindi le famiglie si stanno leccando le ferite, stanno già ripristinando le proprie abitazioni, le murature, stanno provvedendo a cambiare gli arredi. Tutto questo, avendo visto vanificato gli sforzi di una vita, si tenga conto che ogni famiglia mediamente ha subito un danno maggiore o uguale di 20.000 euro, perché arredamenti, elettrodomestici e murature. E quello che noi diciamo anche è questo, che più o meno queste sono esondazioni che si conoscono, che si sa che possono avvenire con dei tempi abbastanza noti. Noi lamentiamo anche il fatto che quella sera, la sera del 3 febbraio, noi non siamo stati per nulla avvertiti.
è stata interessata alla protezione civile, che è venuta a darci il primo soccorso portando i sacchi di sabbia, dandoci una mano. Però a un certo punto, dopo le nostre pressanti richieste di capire cosa stava succedendo, se il livello d'acqua si sarebbe alzato ancora di più, ci veniva dato quasi una rassicurazione del tipo: questo livello non aumenterà più di tanto. Verso mezzanotte abbiamo capito che abbiamo dovuto abbandonare. Domandone. Non è che purtroppo in questa regione, per quanto concerne questa tematica, ci sia ancora un po' di marasma? Utilizzo una terminologia un po' forte, nel senso sì, forse chi lo sa, e poi arrivano metri d'acqua. Abbiamo qualcuno che ne sa, e cioè il professor Luigi Dal Paus. Buonasera professore, grazie sempre della sua disponibilità. Professore ordinario di idraulica all'Università di Padova. Io so che poi questa sera sarà ospite appunto della trasmissione che vedrete in televisione realizzata dalla nostra Elena Cognito. Vi intervisterà insieme ad altri esponenti insomma sulla questione, e noi quindi questa sera prima abbiamo la possibilità di rubare ancora una battuta. Io voglio capire, grazie a lei professore, ho una mia teoria personale, cioè il fatto che qui c'è stato purtroppo in passato uno sbaglio sulla realizzazione di questi famosi canali, perché la buona parte sono pensili, e dopo ne parliamo anche qui in studio. Ci sono dei motivi se li hanno fatti pensili, però le chiedo professore, oggigiorno è realizzabile, visto tutti i milioni spesi, magari un colpo di spugna e ripristinare alvei e tutto quello che è insomma in un'altra maniera? No, io penso che sia difficile togliere questo problema, perché è un problema che si è andato creando nel tempo ed è conseguenza di fenomeni che sono legati al trasporto di materiale solido, al cambiamento delle pendenze dei fiumi, al cambiamento anche delle zone di espansione, perché li abbiamo confinati, quindi io credo che in quella direzione sia assai difficile andare, perché richiederebbe scavare in modo indifferenziato ovunque, dappertutto, e non mi sembra ipotizzabile. Professore, però qua noi continuiamo a chiamarci al telefono l'un l'altro, a realizzare interviste su interviste, ma io continuo a rimarcare che tanto poi alla fine nulla cambia. Cosa fare? Cosa riusciamo oggigiorno nel 2014 al posto di un sacco di sabbia e delle pompe idrovore a proporre al cittadino? Perché c'è gente, lo sappiamo, che paga tasse per poi trovarsi la casa inondata. C'è gente che continua a cambiare gli elettrodomestici e purtroppo, lo sappiamo, continuerà a cambiarli questi elettrodomestici. Cosa fare, professore? Ma io penso che è necessario realizzare intanto alcune opere importanti delle quali si parla da molto tempo, che sono state anche recentemente inserite in un piano che la Regione ha condiviso, e poi c'è tutta una serie di interventi locali, perché abbiamo problemi con i grandi fiumi, ma abbiamo anche problemi con la cosiddetta rete dei canali minori, dove forse gioverebbe procedere con una politica di urbanizzazione del territorio e di occupazione del territorio un po' diversa da quella che è stata attuata nel passato. È un obiettivo questo che si può perseguire, che però deve essere, costantemente perseguito. Non ci si può accorgere del problema idraulico solo quando siamo messi sotto acqua, dobbiamo ricordarcene ogni giorno e ogni giorno impegnarci affinché passo dopo passo quel programma di opere che sono state indicate e individuate siano fatte e siano realizzate. Professore, quindi la mia è accomunabile un pochino alla follia di un politico di tanti anni fa, non so se lo ricorda, che voleva abbattere, non ricordo se il Brennero o cosa, per far sì che insomma la nebbia in Valpadana scomparisse. Non si riesce quindi a realizzare un'opera, un'idrovia, come lei ha sempre comunque sostenuto, che sia davvero un bacino che accolga tutti questi fiumi, tutti questi affluenti, e via che porti quest'acqua
dove la deve portare al mare e non nella casa della gente? Beh, insomma, l'idrovia è un'opera tra quelle individuate e indicate. Io mi auguro, essendo stato quello che l'ha resuscitata come opera importante per molti aspetti, che venga realizzata, ma accanto all'idrovia bisogna fare tanti altri interventi e questo purtroppo coinvolge tutti i nostri grandi fiumi, perché tutta la pianura veneta è in condizioni molto precarie dal punto di vista della sicurezza idraulica. E poi la responsabilità deve esserci anche a livello locale nei sindaci, quali, non quelli attuali ovviamente, ma quelli del passato. Sì, che hanno ereditato, perché quelli, stavo dicendo, quelli di adesso hanno ereditato. Alla programmazione territoriale, diciamo, si sono comportati allegramente, pensando che la natura prima o dopo non presentasse mai il conto. Forse erano soltanto degli illusi. Sarebbe auspicabile che i sindaci di adesso, invece che cercare di attribuire le responsabilità a chi politicamente è a livelli superiori, si domandassero ciascuno: ma noi nel nostro territorio come abbiamo agito in questi anni? Siamo stati davvero utilizzatori corretti del territorio? Certo. O non abbiamo ceduto alle spinte più incredibili dei portatori di interesse che, pur di far soldi, arraffano di qua e di là? Professore, a me viene da sostenere la sua causa, viene da dire sì, è così, perché sennò è impossibile trovarsi oggigiorno in una condizione così. Il dio denaro, lo abbiamo sempre sostenuto, compra poi l'intelligenza e il raziocinio delle persone, degli amministratori, magari logicamente, grazie a Dio, non tutti, e il risultato è questo. Diciamo che in molti si sono impegnati per peggiorare una condizione che era già di per sé precaria. Il fatto è che noi purtroppo di questi problemi ci accorgiamo soltanto quando magari appunto c'è è tardi. l'allargamento. Professore, io la ringrazio. Poi rapidamente dimentichiamo. Ah, grazie, ok, stava concludendo, stavo dicendo io la ringrazio, grazie sempre per la sua disponibilità. Buona serata. Arrivederci, buonasera. E vi ricordo quindi successivamente insieme a Elena Cognito si affronterà nuovamente, approfondendo ancora di più la tematica. Il dio denaro è sempre quello il problema, è sempre quello. Abbiamo a breve anche un'altra telefonica, quindi c'è la signora Antonella, se ho capito bene, che vuole dire o domandare. A breve c'è tempo. Adesso il nostro Dennis la contatta. C'è però una questione che io voglio sottolineare, che Massimo Rigo è non solo presidente comitato alluvionati, una mano per battaglia, ma lei è anche ingegnere civile. Allora io adesso faccio il rompiscatole e chiedo perché per un'autostrada o perché per certi tipi di strutture si trovano subito i fondi e il denaro e si parte e si fa, mentre per questa cosa che ogni volta, ricordiamo, fa disastro niente. Sentiamo prima della sua risposta Antonella. Antonella, buonasera. Buonasera. Buonasera signora Antonella, io le lascio piena parola se vuole domandare o dire la sua, prego. Sì, io sono della zona alluvionata. Quindi di Battaglia? Di Battaglia, sì. Sì, mi spiace, prego signora. Visto che c'è il signor Massimo Rigo, che ho avuto anche modo di conoscere per il comitato che ha fondato, che lo dobbiamo anche ringraziare per quello che fa e che sta facendo per noi. Volevo chiedere dei lavori che sono adesso in funzione, se li ritiene che siano validi o se utili o se sia una cosa fatta così. Vuole capire un pochino il sentore appunto di Rigo, cioè se ha notato che i lavori sono fatti in maniera ottimale o se di nuovo poi succede il patatrac. Signora Antonella, la saluto, quindi la ringrazio per la domanda. Grazie infinite a voi. A lei signora Antonella. Buona serata. Grazie. Bene. Allora il discorso è questo, in questo momento il Genio Civile, che ha competenza appunto sull'alveo del canale che è vicino alla zona dove abitiamo noi, sta facendo delle opere di messa in sicurezza delle vecchie murature,
vecchie murature, perché lì sono dei vecchi opifici che hanno le pareti che vanno direttamente in alveo. Loro hanno sostenuto che con l'alluvione che c'è stata c'è un rischio di crollo di queste mura, quindi in questo momento loro stanno facendo la messa in sicurezza per evitare che queste mura possano scalzare da sotto, quindi con la realizzazione di berlinesi, di micropali. Ingegnere, Un po' più semplice. no, a parte questo, il tecnicismo, però ingegnere, io ho visto con i miei occhi i famosi sacchi di sabbia, Sì. e nel 2014 mi chiedo, ma l'ingegneria mondiale non ha inventato nient'altro, perché la sabbia non tiene, e poi appunto questi muri, essendo storici, ho visto anche proprio zampillare da dietro i mattoni Esatto. l'acqua, e la gente non può andare avanti così. Ma infatti il tipo di intervento che ho appena descritto non è sufficiente. Ci sembrano alla a volte messa dei in sicurezza. rattoppi, Sono e dei basta. rattoppi. Quello che sappiamo Abbiamo risposto noi, alla signora Antonella, quindi. Sì, quello che noi sappiamo oggi al momento è che il Genio Civile sta provvedendo a redigere un progetto, ma di cui non abbiamo evidenza, che spero metta in sicurezza il nostro territorio, la nostra zona. Rico, io non me la prendo con lei, però con la speranza non si ottiene niente alla fin fine, o sbaglio? Noi come comitato vogliamo che si instauri un tavolo tecnico con questi signori, proprio per poter discutere la soluzione assieme e confrontarci e capire appunto se può essere sufficiente questo o se è necessario qualcos'altro di più. Perché comunque il problema non è solo l'acqua che esce dal canale, ma è anche quando la falda si alza e quindi comincia a spingere da sotto, creando quindi degli scavi sul terreno che in termini tecnici si chiamano sifonamenti, e quindi l'asportazione di materiale che quindi scava anche sotto le nostre case. Ingegnere, è vero che si potrebbe risolvere veramente, seriamente, con la pulizia quindi dei letti, dei fiumi? Diciamo che sarebbe una buona parte della soluzione. Costa così tanto? No, la manutenzione Cioè, è non incredibile, costa sono così tanto. danni da 550 milioni, l'abbiamo appena riportato. Prima ancora, nel 2010, ci furono altri milioni spesi. Alla fin fine li spendiamo tutti noi cittadini. Adesso non dimentichiamo ciò che è aprile e maggio. Continuiamo a buttare fuori un sacco di soldi e, secondo me, facendo le cose fatte bene, pulendo, ne andavamo a risparmiare un po' di più? Infatti quello che manca è proprio la manutenzione periodica. Allora perché di non questi si canali. fa? Scusate, non c'è quindi manodopera, lavoro, c'è la crisi dell'occupazione. Tutti questi soldi che andiamo a spendere, perché chi se ne deve occupare? Il Genio Civile? Il governo? O anche i consorzi di bonifica. Quelli le prendono le tasse però. Esattamente, però purtroppo la manutenzione non viene fatta o non viene fatta come si deve. Io addirittura ho proposto, sentendo le telefonate della gente, magari non lo so, i carcerati piuttosto che le persone che hanno perso il posto di lavoro, le amministrazioni potrebbero impiegarle inizialmente almeno per questo. I contadini non ce la fanno a tenere puliti i canali di scolo Ecce. Aiutiamoli anche noi. Abbiamo Piero Ruzzante al telefono, consigliere regionale del Partito Democratico. Loro sabato si sono incontrati con un titolo molto provocatorio: insicurezza idraulica. Ho sposato un pochino questo titolo e volevo sentire i perché, i per come e quali potrebbero essere, insomma, consigliere, le varie proposte per cambiare la situazione della gente. Ruzzante, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Che facciamo qua? Continuiamo pioggia dopo pioggia a andare sott'acqua? Qual è, secondo lei, un metodo o una proposta per cambiare le carte in tavola? Beh, innanzitutto no, non possiamo ogni pioggia sotto acqua, non è mai stato così nel Veneto, non è stato così per tanto tempo, non è stato così soprattutto nel passato. Allora un problema esiste e riguarda i tempi odierni. Da un lato sicuramente le precipitazioni che sono aumentate, l'aumento delle temperature generano spesso acquazzoni quantitativi di acqua che scendono in tempi molto stretti, è un problema di carattere generale con il quale però dobbiamo fare i conti, perché ricordiamo anche la tromba d'aria che ha subito, insomma, la nostra città proprio nel weekend. Però, Ruzzante, noi continuiamo a dire il tempo, piove, ma è sempre l'uomo che comunque causa questi disastri. Sta dicendo, questo è il primo problema, il secondo del quale dobbiamo tener conto, perché riguarda il
progetto di Europa 2020 e soprattutto guarda l'aspetto dell'inquinamento e del CO2 che emettiamo in aria che innalza le temperature. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è sicuramente che è mancata nel corso di questi ultimi anni una cura del territorio che è fatta di tante parti. La prima riguarda la cementificazione. Sì. In questo Veneto abbiamo ogni comune 1, 2, 3, 4 zone industriali, zone artigianali. È una nonsense dal punto di vista dello sviluppo economico, un nonsense dal punto di vista delle colate di cemento che si sono realizzate. Abbiamo una percentuale di presenza di centri commerciali che è più del doppio della media che viene considerata il punto di saturazione. Ma allora se c'è consapevolezza, le chiedo Ruzzante, e lei ha un posto importante in politica, o sono tutti con le fette di salame sugli occhi, perché poi non possiamo vedere un governatore che chiede, ma se prima qualcuno, non dico lui, chi per lui insomma, quindi il Consiglio regionale ha però detto sì, questo centro commerciale si può fare, questo mega super parcheggio si può fare, e poi piangiamo sul latte versato, come si possono cambiare queste cose? Intanto con le scelte politiche, è una questione di scelta politica. Io ho votato contro questa realizzazione di Veneto City, un'ennesima colata di cemento, il più grande centro commerciale del Veneto, che sarà posto al centro del Veneto. Sì. E poi però c'è un terzo aspetto della questione, che non si sono fatte quelle opere considerate fondamentali per dare una risposta rispetto ai problemi idraulici del nostro territorio, ad iniziare dalla pulizia dei corsi dei fiumi. Sì, ne stavamo appunto dibattendo. La pulizia dei canali, questo è il primo nodo, il primo problema. E poi quelle opere che vengono considerate fondamentali, esempio le vasche di drenaggio, le vasche di contenimento delle acque ai piedi delle montagne, che sono assolutamente fondamentali, come quelle nell'Alto Vicentino, come quelle che sono previste nelle zone della Bassa Padovana, e l'opera che io ritengo fondamentale per la sicurezza idraulica di tutta la zona di Padova è quella dell'idrovia del canale Scolmatore. Che Grazie, infatti abbiamo appena sentito anche dal Pause, lui è forte sostenitore. Le acque è considerata una delle 3-4 opere fondamentali per garantire la sicurezza idraulica. Non a caso nell'ultima finanziaria abbiamo approvato con un emendamento il finanziamento almeno della progettazione, perché mai è stata realizzata nemmeno la progettazione, figuriamoci la realizzazione dell'opera. E questa è una delle opere che io ritengo assolutamente importanti. Ruzzante, fondamentale. Io la ringrazio, la devo congedare perché so che ci sono altre telefonate in coda. Un saluto e grazie a tutti, arrivederci. Buonasera. Grazie per le sue preziose opinioni. Io ne dico una forte però, Rigo, ma se magari come in altri paesi chi sbaglia paga, magari vedi che in Italia, allora gli amministratori, chi ha la responsabilità di determinate cose dice no, però effettivamente sì, bisognerebbe perdersi del proprio, allora forse le cose cambierebbero. Abbiamo la signora Roberta che chiama da 2 Carrare, sentiamo se ha da fare una domanda o da dire insomma la sua testimonianza. Buonasera Roberta. Buonasera a voi. Prego. Pronto? Sì, siamo in onda. Prego, signora Roberta. Buonasera. Senta, io ho operato come volontaria nell'alluvione di Battaglia di via Ortazzo a febbraio. Sentivo adesso il signor Rigo che diceva che spera che i lavori che verranno fatti siano sufficienti per evitare questo problema. Però la disperazione che ha trovato quella gente non dovrebbe essere soddisfatta con uno spero. Certo, sottolineiamo che Rigo non c'entra niente, non è lui che si occupa di... No, lo so, infatti la mia, cioè, quello che volevo dire è questo. Sì. A quel che so il signor Rigo adesso è candidato sindaco. Come eventuale sindaco pensa di riuscire a fare qualcosa di più di quello che hanno fatto i suoi predecessori? Perché ripeto,
con la speranza non si evitano i disastri. Esatto, è quello che sostenevo anch'io poc'anzi, ho fatto la stessa domanda, con la speranza non si ottiene mica niente. Signora Roberta, grazie per l'ottima domanda, la saluto. Grazie a voi. Grazie signora Roberta. Ma allora diciamo che non è proprio l'argomento che volevo che venisse fuori, in quanto però... non siamo in par condicio. Comunque, esatto. Comunque sì, se arrivassi a rivestire quel ruolo, sicuramente mi voglio allineare con tutti quei comuni che appoggiano l'idrovia e appoggiano anche che venga fatta la conferenza dei servizi, perché ritengo che sia fondamentale affinché tutti gli enti interessati, tutti i soggetti interessati possano dire la loro in merito a quest'opera, perché c'è il grosso rischio che quest'opera venga nettamente ridotta nelle dimensioni per favorire la realizzazione di camionabili, di strade, mi riallaccio appunto al discorso di Veneto City, e che quindi di conseguenza riducono nettamente la portata di questo canale scolmatore, perché fondamentalmente adesso diventerà quello per noi un canale scolmatore prima di una via d'acqua per il trasporto delle merci. E quindi è necessario appunto che si possa dire il proprio pensiero. Quindi sicuramente io mi batterò per questo e mi batterò poi per la messa anche in sicurezza. Allora io ringrazio l'onestà per il fatto che appunto non si voleva violare, visto il periodo di par condicio. Comunque noi con iReporter e con la nostra emittente andiamo a sentire un pochino tutti, poc'anzi abbiamo parlato con altre insomma sigle politiche, quindi non c'è problema. La questione è questa. È sempre più, per quanto mi riguarda dalle esperienze che sto portando giorno dopo giorno, evidente che ci sia un interesse bello, profondo, cospicuo sul fatto di lasciare ciò che è così com'è, come stava sostenendo, per altri interessi, quindi perché un'autostrada, altri tipi di cose portano cash, quindi denaro, il fiumiciattolo fatto bene, messo a posto, uno non ti accorgi neanche che poi è stato messo a posto, l'autostrada invece la vedi, dici, ma che bella questa autostrada, c'è un bel ritorno mediatico. C'è un bel ritorno mediatico nel momento e quindi uno si fa bello, esatto, sono quei campanelli, insomma, specchietti per le allodole, tipo guarda che bella autostrada, che roba, hai visto, funziona tutto. Invece l'idrovia chi se ne accorge? Non è che poi di colpo partono i commerci come una volta con le repubbliche marinare. Sì, non c'è un ritorno immediato, non c'è la classica inaugurazione con il nastro da tagliare, questo è il fatto. Vado? Vado come facevano nel film insomma di Paolo Villaggio. Bene, allora almeno un qualcosina abbiamo cercato di ricordarlo ancora una volta e lo abbiamo detto, quindi grazie a Massimo Rigo, Presidente Comitato Alluvionati, una mano per battaglia, grazie alle persone che questa sera sono intervenute e chi ci ha ascoltato, grazie anche a Dennis in regia. Noi torniamo domani sera, come sempre, alle 19:15 con altri approfondimenti. Non dimenticate quindi TV7 con voi questa sera con il professor Dal Paus e altri illustri opinionisti, ospiti di Elena Cognito. Vi aspetto quindi domani sera. Sigla.